Va ora in onda La legge del gol. Radio Libertà, subito la linea a Matteo Furian e a Roberto De Franco. Grazie mille caro Giulio, buonasera a tutti cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata della legge del gol. Rieccoci, qui come sempre c'è il buon Roby Di Franco, ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. E purtroppo questa sera saremo io e il buon Roberto via telefonica e non potrete avere l'onore di vedere le nostre bellissime facce in studio o anche via Skype e le facce degli altri nostri due compagni d'avventure per dei problemi tecnici. Comunque Matteo, ho messo le foto di Brad Pitt e Tom Cruise. Perfetto, quindi nel senso bastava che mettevi la mia foto, perché alla fine comunque mi dicono tutti che sono come Brad Pitt, no? Ma quindi sì, hai fatto solo che bene così, perché dimostri ai nostri cari radioascoltatori che io sono infinitamente meglio di Brad Pitt. Grazie caro Giulio, e ovviamente anche il buon Roberto è meglio di Tom Cruise. Dai Roberto, ci sono delle piccole differenze di tal portafoglio. A portafoglio sì, il portafoglio purtroppo la differenza c'è, però devo dire che se mettevano le foto degli altri due non potevano metterli così belli, perché siamo meglio noi. Ma esatto, hai detto proprio bene. Comunque, dicevo, ci sono stati dei piccoli problemi tecnici e quindi questa sera saremo solamente io e il buon Roby Di Franco. Allora, sul piatto del calcio, del mondo del calcio, ci sono tantissime notizie da affrontare. Mi dispiace che non avremo il tempo di affrontarle tutte, anche perché purtroppo stasera il programma durerà fino alle 20:30 e sicuramente servivano molti più minuti per affrontare le varie tematiche, e purtroppo qualche tema lo affronteremo in modo veloce. Un grandissimo peccato, perché volevo anche ascoltare il parere dei nostri due compagni, che questa sera non ci sono, e poi ovviamente anche il parere di voi radioascoltatori, che come sempre potete scriverci o chiamare in diretta. Allora, io partirei un attimo sul piano europeo, Roberto, ovvero Sì. un dato che sicuramente era positivo, il fatto che c'erano 3 squadre italiane nelle principali finali di competizioni europee: Europa League, Conference e Champions League. Diciamo che le prime 2 non sono andate molto bene, visto che comunque la Roma è stata eliminata, ha perso la finale ed è stata Poi, ha perso la finale di Europa League. Apriamo una parentesi sul come l'ha persa, perché ci sarebbe da parlare, però purtroppo è andata così. Allora, apriamo questa piccola parentesi perché è giusto sicuramente aprirla. Diciamo che ci sono state, sicuramente avrete letto nelle scorse settimane, delle polemiche nei confronti dell'arbitro. Infatti addirittura l'arbitro Taylor è stato contestato, ma contestato forse dire poco. Hanno cercato di aggredirlo, come si dice a Roma, sono cercati di pigliatelo, no? Hanno cercato di prenderlo in tutti i modi. Sostanzialmente, secondo me, un'esagerazione da parte dei tifosi, perché penso che la violenza non sia mai lo strumento adatto, se così si può chiamare, per contestare, per mettere il proprio disappunto su come è stata in questo caso arbitrata la partita. Però effettivamente qualcosina in quella partita, da tifoso, se fossi stato tifoso della Roma, mi sarebbe girato parecchio, faceva molto discutere qualche decisione. Sì, io direi che già partendo senza stare a guardare i rigori, che magari però già il Siviglia avrebbe dovuto comunque finire la partita in 10, perché la Mela ha fatto 2 entrate da ammonito dove doveva prendere il secondo giallo e non l'ha preso. Alla Roma è stato tolto un rigore, non è stato dato un rigore, Taylor non ha visto niente, un tocco di mano. E poi l'unica cosa che non ho ben capito, non so se tu magari hai visto meglio, se no controllo adesso, è il rigore che è stato fatto ripetere, l'ultimo rigore di Montiel che è stato fatto ripetere è stato corretto, perché non hanno fatto rivedere. Sì, no, quello sì, diciamo che ci sono stati comunque questi episodi che hanno fatto molto discutere, però purtroppo bisogna guardarsi negli occhi, e il risultato finale è che la Roma l'ha persa purtroppo quella finale. Un grande peccato per Mourinho e per la Roma,
perché sicuramente era una grande vittoria, soprattutto anche il risultato che avevano portato l'anno prima con la Conference League, con la vittoria della Conference, quindi è stato un peccato, è stato un grande peccato. Però posso aggiungere una cosa? Secondo me c'è stato anche, perché comunque la Roma alla fine, seppur ci sono stati questi errori arbitrali, l'ha portata ai rigori. Secondo me lì c'è stato un grave errore di Mourinho nel far battere anche nei 5 rigoristi 2 difensori centrali, invece che magari Shaarawy che era in campo o altri giocatori che dal dischetto potevano essere più efficaci, ecco, mettiamola così. Invece che Mancini e Ibañez, che sono 2 difensori, magari fanno più fatica. E poi io sono sempre convinto di una cosa: ci possono essere degli errori arbitrali, delle decisioni errate, però comunque se arrivi a perdere una partita sicuramente una colpa ce l'hai, cioè non si può dare tutta la colpa ovviamente a delle decisioni sbagliate, anche se fanno arrabbiare. Quelle decisioni sicuramente potevano portare alla vittoria di una partita importante come una finale, però concordo con quello che hai detto tu, comunque sicuramente delle colpe ci sono per quanto riguarda le decisioni prese anche dall'allenatore e della squadra. Purtroppo, io dico sempre purtroppo, perché anche la seconda partita, per quanto riguarda sempre il tema Europa, che vedeva invece West Ham contro la Fiorentina, nella finale di Conference invece è stata persa anche quella. Ecco, io commenterei un fatto secondo me molto grave, cioè il fatto che verso il 30° minuto, mentre Biraghi si stava apprestando, mi pare, a battere un corner, c'è stato un lancio di oggetti da parte dei tifosi del West Ham e addirittura Biraghi, giocatore della Fiorentina, è stato colpito alla testa con un accendino, gli si è aperta la testa, ha perso una marea di sangue, perché comunque un oggetto molto piccolo può sembrare apparentemente, ma se lanciato con forza e tutto comunque può anche tagliare e far davvero male. Ma sono stati lanciati non solo accendini ma anche comunque bicchieri, di tutto e di più. Ecco, l'arbitro ha interrotto per pochi minuti il gioco. Secondo me questo non era un episodio grave da sanzionare, ok? Cioè, io mi ricordo, e parlo dell'Inter, che c'è stata qualche partita, non era una finale, però qualche partita fatta vincere a tavolino, o no? Sì, no, io no, me la ricordo anche bene. Sono d'accordo, ma anche perché comunque è assurdo che ci siano ancora queste cose, però c'è stata anche un'altra scena di Nico Gonzalez che ha preso il bicchiere al volo, ha fatto finta di bere perché era vuoto, cioè, ma quelle lanciare le cose dai tifosi, cioè lì era veramente quasi che si andava avanti da sospendere, dopo che è stato finito Biraghi, da sospendere la partita e farla giocare senza i tifosi del West Ham tra un po', perché comunque è un assurdo che vengano i tifosi e rovinano una partita così a lanciare le cose in campo, che hai vinto, stai giocando una finale, giocatela, può andare bene, può andare male, però fare queste cose qui mi sembra veramente assurdo ancora nel 2023. Più che altro, secondo me, dico la verità, cioè era una partita, poi non conosco, dico la verità, conosco fino a un certo punto il regolamento per quanto riguarda cioè il far vincere a tavolino e sospendere la partita, perché è vero che si tratta di una finale, però è sbagliato già il fatto che vengono lanciati degli oggetti in campo, però se un giocatore viene ferito, cioè stiamo scherzando, cioè questa cosa qui è una cosa ridicola secondo me, cioè solamente quell'atto lì meritava, cioè, stiamo parlando dell'altro mondo che un tifoso lancia qualcosa contro un giocatore che sta giocando la finale, viene ferito alla testa, cioè ma stiamo scherzando? Cioè, ma poi penso che andavano prese delle scelte drastiche. Comunque sono stati i tifosi del West Ham a lanciare le cose, si rigiocava a porte chiuse solo per loro. I tifosi della Fiorentina sono comportati bene perché dovevano fare a porte chiuse, ma si sospendeva e loro non entravano per colpa magari di alcuni e restano fuori tutti, ma queste cose qui ancora non si possono vedere. Io personalmente non so che provvedimenti verranno presi, spero che vengano presi dei provvedimenti anche gravi. Poi adesso ovviamente si parla tanto e si discute tanto della finale che ci sarà di Champions League questo sabato sera tra Manchester City e Inter, la finale che si giocherà ad Istanbul. Scusa se ti interrompo, ovviamente... facciamo i complimenti all'Inter per la vittoria. Sì, vabbè, dai, prima di buffare così, parlando seriamente, ovviamente tutti dicono
giornalisti sportivi, non solamente italiani, ma parlo a livello internazionale, ovviamente dicono non ci sarà 2 senza 3, ovviamente. Cioè le 2 italiane hanno perso la finale rispettivamente di Conference e di Europa League, sicuramente dicono già l'Inter parte sfavorita in sé così, molti dicono vedrete che farà l'Inter, seguirà la sorte delle altre italiane. Ma allora io mi permetto di dire, ma non è per fare già è vero che le partite, l'abbiamo già detto tante, anzi forse fin troppe volte, le finali sono partite a sé. Cioè ci può essere anche una rosa molto più forte, come in questo caso, cioè il City è 20 volte più forte di rosa rispetto all'Inter, basta guardare il valore della rosa e già capiamo tutto, però è una finale, è sempre aperta, secondo me non c'è storia per quest'anno il Manchester City, per come sta giocando. Io ho visto la partita che ha giocato contro il Real Madrid e non c'è stata veramente storia. Cioè, se vinciamo è perché il Manchester City non gioca, ma dubito fortemente, anche perché loro sono intenzionati a fare il triplete, visto che comunque hanno vinto il campionato, hanno vinto mi pare anche l'FA Cup alla fine, quindi sono intenzionati a proseguire, cioè ovviamente, ma giustamente, ma anche se non avevano vinto né campionato né FA Cup, sono in finale di Champions League, per come stanno giocando sicuramente giocheranno duro, tanto duro. Io dico solamente questa. Infatti Haaland, il top player del Manchester City in questo momento, ha fatto una dichiarazione per quanto riguarda anche l'Inter, cioè sulla finale, dove ha detto che secondo lui l'Inter è una grande squadra, l'Inter è grande, però giustamente loro vogliono completare l'opera, e poi ha definito il proprio allenatore Pep Guardiola un grande maestro. Ovviamente ha continuato dicendo siamo un gruppo incredibile, segnare con questa squadra è più facile, così ha detto Haaland, l'attaccante del City, che sta battendo i nuovi record, e penso, caro Roberto, che ormai con Messi e Cristiano Ronaldo si sta pian piano chiudendo un'era tra questi 2 giocatori, perché hanno fatto il loro tempo. Penso che le nuove rivalità saranno Mbappé-Haaland. Sì, adesso vedremo se Messi farà l'ultimo anno nel calcio europeo, se si dice in prestito a Barcellona, però sì, ormai sembra delineata su questi 2 giocatori, poi magari si aggiungerà qualcuno, non lo so, per adesso siamo su questi 2. L'unica cosa che aggiungo su quello che dicevi prima è che, cioè, secondo me adesso star qui a dire non c'è 2 senza 3, anche l'Inter perderà la finale perché ha perso l'Italia, non ha senso. Cioè, le partite sono sulla carta, siamo d'accordo tutti che l'Inter è sfavorita perché il City è un'altra cosa, fa un altro sport, ma in Premier League già fanno un altro sport. Però sono 90 minuti, è una partita secca, può succedere di tutto, il che la palla è rotonda per tutti, si parte da 0-0 e può succedere tutto, quindi non ha senso parlare prima, perché comunque l'Inter non ha senso parlare prima. Allora, non ha senso parlare prima fino a un certo punto, perché se giocavamo contro una squadra quest'anno su cui si poteva dire quantomeno me la posso giocare anche se più forte, no, ma io ti parlo non il tifoso interista che magari dice loro, sono degli alieni. Io non ti parlo non ti parlo di dire siamo sfavoriti perché il City è forte, però dire abbiamo già perso non c'è 2 senza 3, vinceranno loro, così, cioè, comunque sono 90 minuti, non è detto, l'Inter non è una squadra scarsa, comunque sicuramente rispetto al City sulla carta è inferiore, però cioè, partire già battuti non ha senso. No, magari io concordo, perché comunque stiamo parlando dell'Inter, non stiamo parlando di una squadra che è il nulla comunque. Io ti dico che anche il Milan, se fosse andato, noi se fossimo andati in finale, ma 100 volte eravamo inferiori, ma anche di più, però te la giochi, quello che succede. Sì, no, ma su quello non tra virgolette non dico niente, per la carità, però io penso, metto un attimo, ma non le mani avanti, però faccio un'analisi. Obiettivamente parlando, chiaramente, penso che tutti i tifosi interisti questa partita la sentono tantissimo, ovviamente perché è una finale di Champions League, però non è una partita che dici, cazzo, se perdo questa finale ti strappi i capelli, capito? Dici, ti strappi i capelli nel senso che è un fallimento, ma come abbiamo fatto a perderla, no?
così. Cioè, obiettivamente, se va bene, cazzarola, siamo gli uomini più felici del mondo, festeggiamo per un mese, andiamo avanti un mese e veniamo tutti sotto casa tua, Roberto Di Franco, a farti visita. No, però se la perdiamo uno dice cavolo, peccato, fa niente, peccato. Cioè, non so se mi sono spiegato o reso l'idea. Cioè, No, su questo siamo d'accordo. Cioè, non è una comunque, finale che dici cazzarola, potevo vincere, cavolo, No, cioè che sei lì che ti strappi i capelli, no? Che dici non cavolo. è una partita, allora non è una finale, mettiamola così, non è una finale come magari quando arrivavano le squadre italiane negli anni passati, dove dici te la giochi alla pari. Qua è già un miracolo che una squadra italiana sia arrivata in fondo in Champions League nella massima competizione europea. Quindi già questo, secondo me, mi duole dirlo perché la mia rivale è la squadra che ho di più in Italia, però forse anche oltre l'Italia, però è giusto dare i meriti e quindi è già tanto essere arrivati lì. Quindi nel caso sicuramente dovesse andare male non è un fallimento, perché comunque contro è una gran corazzata, una grande squadra. Poi, tra l'altro, si parla adesso, giusto perché i giornalisti devono parlare un pochino anche di qualcosa, di una sfida nella sfida tra due amici, perché sono amici, ovvero fra una parte Lautaro Martinez, che vabbè è titolare indiscusso sicuramente ed è un punto fermo, è un punto di forza dell'attacco nero-azzurro, dall'altra il suo connazionale con cui ha vinto la Coppa del Mondo, Julián Álvarez, la cui presenza però ovviamente in campo, quantomeno dal primo minuto, è decisamente meno scontata rispetto a quella di Lautaro. Però comunque si parla, molti giornali parlano di sfida tra i due attuali attaccanti della nazionale argentina, visto che comunque sono anche amici, si parla anche un pochino di questo, però vedremo poi come andrà a finire questa faccenda, lo sapremo sabato e sicuramente nella prossima puntata avremo tanto di cui parlare e di fare un recap. Io però penso una cosa, Roberto, facendo un'analisi, anche se è stato un grave peccato per l'Italia, perché penso che comunque, a parte l'Inter, che quello ovviamente ci sta, che tifosi juventini, tifosi milanisti la gufano e quello ci sta, ma come giustamente se era il Milan in finale uno la gufava. Però penso che per quanto riguarda Roma e Fiorentina, penso che per quanto riguarda me da tifoso interista non è che ero lì a gufarla, dirà spero che la Roma perda, così. Anzi, ero solo che contento se Roma e Fiorentina vincevano, perché comunque ridai risalto al calcio italiano a livello europeo, che alla fine l'Europa sul calcio, almeno in questo, è lo specchio mondiale, obiettivamente, del calcio. Anche perché un pochino ci stavamo riuscendo, già comunque avendo portato 3 squadre italiane ai quarti in Champions, 2 in semifinale di Europa League, comunque 3 finaliste in tutte le competizioni europee, c'era una finalista italiana. Poi per me è stata bella ieri sera vedere la Fiorentina pareggiare, anche perché ha segnato un giocatore che comunque a cui tengo, cioè ancora comunque ha fatto parte del Milan e ci ha lasciato un buon ricordo, buon'avventura, quindi ero ancora più contento. Peccato per quel gol al 90° che gli ha tagliato le gambe. No, peccato, però non ero lì a gufarla così, ero solamente che contento. No. Guardando il complesso, come hai aggiunto giustamente una cosa che volevo dire io, guardando il complesso, anche se l'Inter perde la finale di Champions League, mettiamo così, no, che dicono quel che fa come le altre due squadre, però non è che uno dice, cioè nel senso, sai, quando uno dice non c'è sconfitta nel cuor di chi lotta, viene preso in giro dicendo vabbè, però intanto non hai vinto la finale, giustamente, per la carità. Però sì. È un grande risultato, perché per anni, a parte tra virgolette la Juventus, negli ultimi 10 anni possiamo dire, finalmente le squadre italiane, e non solamente le solite, mi viene da dire, hanno battuto un po' un colpo in Europa, e questo secondo me è una cosa importantissima, e io penso che obiettivamente sono questi episodi, questi risultati che le squadre italiane possono riportare la Serie A, il calcio italiano, a essere il calcio di una volta, cioè un campionato che attrae giocatori forti, giocatori che hanno voglia di emergere, di andare in altri club, e che non è più meta come ad oggi di giocatori che o sono forti o campioni e
fanno la loro gavetta in qualche grande squadra e poi verso quando si devono ritirare vengono in Italia a fare l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, o se no quei giocatori che erano forti ma che poi fanno dei grandissimi flop e vengono nel campionato italiano perché nei maggiori campionati come quello di Premier o delle altre grandi squadre non vengono minimamente calcolati. Ecco, quindi questi risultati qui possono riportare il campionato italiano, secondo me, a riemergere, cioè a ritornare dove merita di stare, perché è sempre stato così negli anni scorsi e purtroppo negli ultimi 12-13 anni ci stiamo abituando a questo. Sì, su questo sono completamente d'accordo. L'unica cosa che aggiungo è che bisogna dare continuità a questa cosa, che non deve essere un episodio quest'anno, ma ci vuole continuità e quindi lavoro, ci vuole che comunque le squadre italiane investano anche nel mercato e non che dopo questo risultato ci accontentiamo e va bene così e l'anno prossimo magari invece che rivedere 3 squadre italiane nelle finali o comunque perlomeno in Champions magari una che arriva ai quarti in semifinale, in Europa League o in Conference una finale, vedere che magari escono ai gironi o comunque agli ottavi, cioè non bisogna fare passi indietro, adesso che siamo arrivati qua bisogna continuare. Sì. Assolutamente concordo ovviamente con te su questo. Allora, io poi parlerei adesso invece, visto che ormai sta per purtroppo terminare negli ultimi 10 minuti il programma, parlerei delle ultime news che provengono da 2 club italiani che secondo me merita anzi parlerei di 3 news. Intanto, visto che abbiamo accennato a Messi, sembra che Messi sia destinato all'Inter Miami, se non erro, e in verità inizialmente si parlava che Messi doveva andare all'Inter Miami per poi essere prestato al Barcellona, o addirittura si parlava che non andava all'Inter Miami e veniva riacquistato dal Barcellona, ma sembra che in verità la trattativa il Barça l'aveva intavolata per averlo o in prestito o addirittura acquistato. Però almeno quello che ha detto il calciatore argentino ha sottolineato sostanzialmente che si è rifiutato lui stesso perché era una enorme spesa da parte del club e inoltre avrebbero abbassato addirittura gli stipendi ai giocatori per permettersi Messi, ed era una cosa che non voleva fare e non sentiva, di ritornare lì. Probabilmente perché nel cuor suo, per me, secondo me, sa che ha già dato tanto. Poi non so come dire, poi ti lascio la parola. Il Barcellona non è secondo me una squadra come può essere l'Inter o il Milan, faccio l'esempio, che sono squadre che quando vedono ritornare, poi magari avere al giorno d'oggi negli ultimi 10 anni una leggenda del genere, però vabbè, questo è un altro discorso. Però non è non sono squadre come l'Inter e il Milan che quando ti ritorna il campione che ha fatto la storia nel tuo club e che ha fatto la storia anche del calcio in questo caso, ti accolgono a braccia aperte perché c'è un sentimento anche dietro a questo giocatore. Cioè lì se fai schifo, cioè non combini niente, gioca come ha giocato il Paris Saint-Germain, cominciano a fischiarlo, cioè va in panchina Messi. Cioè, c'è anche da dire questo, che non è sicuramente il calore dei tifosi interisti o milanisti. Sì, questo sicuramente, anche se io sinceramente soprattutto parlo del PSG quest'anno, vedere fischiare Messi, adesso sicuramente non avrà fatto chissà che stagione, ma comunque ha un'età e comunque sia il suo un po' l'ha fatto, adesso non so i numeri, ma gol ne ha fatti. Io non mi permetterei mai non mi permetterei mai. Io non lo fischierei onestamente, però io ho applaudito giocatori che molto 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 più scarsi di lui, figuriamoci lui, quindi ci mancherebbe altro. Lui secondo me fischiarlo, ovvio, se succede qualcosa proprio di clamoroso ok, però un giocatore così che comunque non ha mai fatto qualcosa di fuori posto in qualunque squadra è andato, che senso ha fischiarlo? È un fenomeno, il giocatore più forte che abbiamo visto negli ultimi anni, non ha molto senso, però vabbè, è successo. I tifosi del Paris sono sempre un po' così. Per quanto riguarda adesso il fatto che vada all'Inter Miami, io ci speravo un po' nel suo ritorno a Barcellona, giusto per chiudere, però sembra bellezza di non fare come Cristiano Ronaldo o altri giocatori che poi vanno in campionati solamente per inseguire il dio denaro, cioè un attaccamento almeno alla maglia. Anche di
c'era stata la notizia anche di andare nel campionato proprio di Cristiano Ronaldo, nella rivale, se non sbaglio, andava a prendere 400 milioni all'anno, però poi alla fine è andato da Beckham all'Inter Miami, sembrerebbe, poi quando arriverà l'ufficialità vedremo. Però per adesso secondo me l'ipotesi del Barcellona, fino a che non firma e non è concluso tutto, per me non tramonta. Comunque noi ne parlavamo già, per tornare in Italia, ci dovrebbe essere una grande rivoluzione nella Juventus, perché si parla di 10 che potrebbero aver chiuso definitivamente con la Juve. Vabbè, uno che c'è già stato è l'addio di Di Maria, che l'ha scritto già in anticipo sui social, ma era già nell'aria. Un altro addio di cui si parla è Adrien Rabiot, che il prossimo 30 giugno scaderà il suo contratto, che aveva firmato nel 2019 da svincolato, e la prospettiva ovviamente di una stagione senza coppe è apparsa come la parola fine sulle già complesse possibilità di tenerlo a Torino. La Juventus tra l'altro ha provato pure a proporre una permanenza alle condizioni attuali, ma sta già pensando delle alternative. Un altro invece addio è quello di Juan Cuadrado, che ha visto scattare il prolungamento automatico di una stagione del contratto già in essere a cifra importante. Di recente però si è fatta la strada la possibilità che il colombiano possa rimanere a condizioni molto ridimensionate, però fino a poco tempo fa, pochi giorni fa, pareva un po' tutto preludere l'addio alla fine di quest'annata, quindi si parla di un addio anche di Cuadrado. Altri giocatori, Paredes per esempio, ecco, altro nome, Milik, che secondo me era un sostituto importante, quest'anno ha giocato molto bene. E poi di altri giocatori, il giovane Ealing. Sì, no, ma adesso parla di Vlahovic stesso, che comunque ha arrivo, ma parlo dei nomi grandi, adesso parlo anche dei nomi grandi, cioè si parla anche di Szczesny, che non si sa se rimane o meno, è un punto di domanda. Altri punti di domanda, come hai detto tu, Vlahovic. Calcoliamo che Vlahovic è arrivato praticamente neanche 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, con un investimento allucinante di 80 milioni, e sono investimenti che si fanno solamente quando si vogliono gettare le fondamenta di un nuovo ciclo tecnico, di un nuovo giocatore, di una nuova punta, e come futuro della Juventus. Ma oggi Vlahovic, ne avevamo già parlato, è in bilico, perché finora la sua esperienza comunque in bianconero non è andata in crescendo, ma anzi incalando, soprattutto incalando sempre di più, e soprattutto perché sul mercato l'attaccante serbo ha ancora una quotazione importante, quindi al club Juventus gli conviene venderlo il prima possibile, prima che faccia un'altra stagione deludente come quest'anno, e poi l'hai comprato a 80 milioni, va a finire che lo vendi a 15 se ti va bene, cioè, quindi sono soldi mal spesi. Poi altro possibile, ecco, assurdo, quando ho letto questa notizia, che in bilico anche Federico Chiesa, perché addirittura Chiesa, che io sono rimasto senza parole in bilico, sono veramente rimasto senza parole. Negli ultimi minuti, velocemente, Roberto, lascio parlare a te su questo, ha un po' stupito tutti quello che è successo in casa Milan, ovvero il licenziamento, così possiamo chiamarlo, la fine di Maldini. Così, diciamo che c'è stato un grande dibattito. Io adesso lascio parlare un attimo te negli ultimi 2 minuti da tifoso milanista. Io da esterno, da tifoso interista, penso che sia stata una grandissima cazzata, ma perché comunque Maldini ha sempre dato un grandissimo... Tanto ci ha visto molto lungo su tantissimi giocatori che avete preso, che il Milan ha comprato, su tantissimi giovani emergenti, punto primo. Punto secondo, a livello tecnico, secondo me, ha dato sempre una grande mano al Milan. Terzo, stiamo parlando di un simbolo anche, di un simbolo, cioè un uomo spogliatoio in più, è un simbolo Maldini. Allora, io su questa cosa aspetto a giudicare quello che hanno fatto per vedere quali sono le intenzioni. Però così a bocce ferme, secondo me, sono d'accordo con te, è stato un errore. Poi voglio capire i motivi, perché magari dai motivi cambiano le cose. Però così, vedendo la situazione attuale, è stato un errore, perché comunque Maldini alla fine, entrando in dirigenza con l'idea di un progetto
sembra condiviso comunque almeno con la società che c'era prima, col fondo, ti ha riportato a vincere uno scudetto. Certo, sicuramente non è tutto merito suo, però ti ha portato dei giocatori che sono stati decisivi, lui e gli altri dirigenti che lavorano, Mazzara stesso, che è un altro Semifinale di Champions League dopo Maldini, ti ha portato in semifinale. Comunque sicuramente, allora io quello che mi piacerebbe, che sì, vorrei sia stato fatto e spero l'abbiano fatto la proprietà, ma così al momento attuale non mi sembra, è che Maldini venisse valutato per tutto il lavoro, non per il lavoro solo di quest'estate, perché siamo d'accordo che le scorse estate il mercato è stato praticamente inutile, perché va bene, quest'anno i colpi che hai fatto d'estate, a chi ti è servito a qualcosa quest'anno? Origi niente, De Ketelaere niente, Dest lasciamo perdere, Branks e Adli non li hai mai visti perché più non li hai mai usati praticamente, non è servito niente, però l'unico è Ciao che qualcosina ha fatto, mi si è fatto vedere. Però io dico, l'anno scorso comunque ha portato Florenzi, che comunque ha contribuito, era un ottimo ricambio. Comunque l'anno scorso ti ha portato lo scudetto, ha portato qualche anno prima Teo Hernandez, perché è arrivato anche grazie a lui, soprattutto grazie a lui si parlava della chiamata fatta da Maldini e lui ha deciso anche per quello. Benasser l'ha portato lui, anche infatti gli ha dedicato una foto. Adli stesso ha fatto una storia che non ha mai visto il campo, quindi non lo so, io spero solo che questa cosa non crei nei giocatori che devono essere professionisti, comunque non crei nei giocatori qualche malumore o qualcosa. Adesso Leao fortunatamente ha rinnovato, anche Tonali stesso è opera di Maldini, non lo so. A me questa cosa spaventa molto, aspetto giudicare perché voglio vedere Cardinale cosa fa, cosa decide di fare. Io spero che comunque per il bene del Milan investano e vogliano creare comunque una squadra competitiva, magari non si trovavano con le stesse idee sul futuro, sul progetto. Fosse così non sono completamente d'accordo, perché comunque Maldini è una bandiera e tutto, e quindi non sono completamente d'accordo, il lavoro non l'aveva fatto male, però se per il bene del Milan vediamo, insomma, aspettiamo la fine del mercato e poi lì giudicheremo l'operato, insomma. Vedremo, poi sicuramente usciranno nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, delle nuove indiscrezioni che ci aiuteranno a capire meglio quello che è successo in casa Milan. Comunque siamo arrivati prima di aggiungo solo una cosa che so che è finita, che cioè, se veramente il motivo dovesse essere perché Maldini voleva cacciare, perché ho sentito che Maldini voleva mandare via Pioli e la società non era d'accordo, o comunque non è stata presa in considerazione per mettere Pirlo, cioè questa qui scelta mai più sbagliata, nel senso, cioè Pirlo anche no come allenatore, se fosse vero, però non lo so, sicuramente c'erano delle vedute diverse, magari io penso sia questo, non lo so però. Comunque, cari radioascoltatori, ne sapremo di più sicuramente nei prossimi giorni. Siamo arrivati alla fine della puntata. Io come sempre ringrazio il mio compagno d'avventure, il buon cuore rossonero Roberto Di Franco. Grazie Matteo, buona serata a tutti. Buona serata a tutti e noi ci rivediamo alla prossima puntata della Legge del Gol, giovedì prossimo. Grazie per l'ascolto, buona serata. Avete ascoltato La Legge del